L'idea di riprendere ora la didattica in presenza, prima al 75%, poi sulla base di un'ordinanza del ministro Speranza il 50%, e ci esponeva comunque a rischi notevoli e soprattutto al rischio di richiudere dopo pochi giorni. I dati epidemiologici non rispondono ancora ad un abbassamento drastico della curva dei contagi. L'apertura della scuola e il ritorno in presenza per questo avrebbe potuto rappresentare soltanto una chimera, un'illusione che avrebbe comunque imposto la riorganizzazione di una didattica che ormai dal 3 dicembre sta viaggiando interamente online. Ai blocchi di partenza poi ci sarebbe stato anche il piano dei trasporti con i contratti già aperti con le aziende private. Era importante non far partire proprio l'operatività concreta di questi piani che sono stati fatti coi prefetti per poi avere i contratti conclusi e la scuola ferma. Chiedo ai ragazzi di continuare ad impegnarsi, ha aggiunto Palumbo, siamo in una fase della storia che richiede tanta maturità. La ripresa sarà comunque assicurata, ha promesso la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che sta comunque pensando come far recuperare l'eventuale gap agli studenti, anche con la possibilità di prolungare le lezioni nel mese di giugno. Saranno delle modalità senz'altro che le scuole metteranno in piedi. In ipotesi si potrà anche rivedere la durata delle lezioni, quindi portare un po' più avanti il calendario scolastico, ma questo è prematuro per dirlo in questo momento. Soddisfatto, è in aperta polemica con il governo il presidente ANCI, Mario Conte, secondo cui l'ordinanza di Zaia ancora una volta va a colmare una sostanziale immobilità del governo. Eravamo arrivati al 4 di gennaio senza avere alcun cenno dal governo se il 7, cioè fra 3 giorni, le scuole cominciavano o non ricominciavano. Zaia ha fatto questa scelta, che è una scelta importante per la tutela della salute dei nostri cittadini. In un momento in cui siamo chiamati a delle restrizioni era impensabile di rimettere in moto le scuole